Da sempre viene riconosciuta l'importanza del territorio vigontino nell'ambito della cintura urbana di Padova per quanto riguarda territorio, posizione, attività e storia. Ed è proprio nella sua storia che oggi vi porteremo. Viaggerete con noi un tempo lontano e misterioso, fatto di musici, sbandieratori, giuramenti e tornei. Benvenuti a una nuova puntata di Itinerari turistici. Benvenuti a Vigonza e nel suo Medioevo. Da Campo San Piero, attraversa San Giorgio delle Pertiche e arriva a Vigonza, dove ci aspetta il nostro sindaco Gianmaria Boscaro. Buongiorno sindaco. Buongiorno Ida, benvenuta nella nostra Vigonza e nella nostra ciclovia del Tergola. Una meraviglia questo paesaggio. Quanto è importante per voi il territorio e in particolare questa ciclovia? Sì, è molto importante perché il Tergola è un'arteria che attraversa tutte le nostre frazioni, tutto il nostro territorio. E qui si è sviluppata negli anni, nei decenni, una ciclovia che permette ai cittadini e ai turisti di muoversi in sicurezza per questo ambiente molto bello. Pensa che nella nostra ciclovia si innestano due percorsi molto importanti. Da una parte l'anello del Brenta e quindi la ciclabile intorno a Padova e dall'altra il cammino di Sant'Antonio. Una terra di storia, una terra anche di religione. Sindaco, un territorio ricco anche dal punto di vista faunistico. Sì, veramente qui si possono incontrare delle piante autoctone e soprattutto lungo il Tergola troviamo aironi, germani reali, una fauna che è stata approfondita anche con l'Università di Padova e anche con i nostri ragazzi delle scuole medie e delle scuole elementari. Passeggiando si possono incontrare luoghi e posti particolari. Sì, abbiamo l'angolo del pensiero, dei vecchi mulini e poi le nostre meravigliose ville, Villa Selvatico, Villa Pavanello, Villa Sacchetto. Quante ne avete? Oltre 16, ma la più importante è sicuramente il castello dei Da Peraga. E proprio in questi giorni, da ben 22 anni, al castello dei Da Peraga c'è grande festa. Sì, abbiamo l'evento Peraga Medievale che da decenni si svolge grazie alla parrocchia di Peraga e all'associazione Il Mosaico proprio in questo splendido luogo che vi raccontiamo con Giulia Valveri. La nostra storia inizia da qui, dal castello dei Da Peraga. Le prime notizie si hanno pensate nell'anno 1250 e ne parliamo con Giulia Valveri. Buongiorno Giulia, ciao. Ciao Ida, benvenuta al nostro meraviglioso castello dei Da Peraga. Pensa che le prime datazioni certe di questo castello, le prime testimonianze risalgono alla metà del 1200. Abbiamo già però ancora prima delle testimonianze addirittura scritte che raccontano dell'esistenza di questo semplice complesso fortilizio di pianta quadrata con probabilmente 2 torri lignee e un semplice fossato. Ma proprio come nelle grandi storie, nel 1319 il castello viene incendiato. Esatto, nel 1319, nei primi giorni di ottobre, il castello subisce un incendio spaventoso che colpisce non solo il castello ma anche tutti i villaggi attorno. L'incendio è avvenuto volontariamente in spirito di sacrificio e servigio al padrone carrarese che stava cercando di frenare l'arrestata dei signori veronesi capeggiati da Cangrande della Scala. Dopo questo incendio viene ricostruito e passa di famiglia in famiglia fino alla fine del 1800, quando viene acquistato, ormai ridotto quasi a un pollaio, narra la storia,
dalla famiglia dell'ingegner Bettanini, che ne fa un restauro, un risanamento integrale e nella metà, verso la fine del 1900, viene acquisito in proprietà del comune. Giulia, stanno arrivando gli sbandieratori, la festa è iniziata e noi non possiamo rimanere qua. Andiamo anche noi, tuffiamoci nel Medioevo. Non è solo una ricostruzione storica, ma una vera e propria festa, dove le 4 contrade, Bagnoli, Peraga, Santa Maria e Trespigoli, si sfidano per la vittoria del palio, vero Samuele? Ciao a tutti e benvenuti, è un orgoglio essere qui a presentare la 22esima edizione di Peraga Medievale e adesso, se hai piacere, ti porto a fare un giro in tutto quello che abbiamo allestito anche quest'anno. Entriamo allora, Samuele, nel vivo di Peraga Medievale. Ecco, qui ci stiamo addentrando nel villaggio dei contadini. E cosa troveremo in questo villaggio dei contadini? Qui cerchiamo proprio di riprodurre quella che è la vita concreta del popolo, il villaggio del popolo. Abbiamo in fondo la bottega del falegname, abbiamo il mulino dove viene macinata il grano, abbiamo la macina vera e propria dove facciamo vedere proprio ai piccoli che sono entusiasti come il grano si trasforma in farina. Abbiamo lo speziale, per esempio, con tutta la parte dedicata ai laboratori per i più piccoli. Questo è il laboratorio del pane speziato, semplicemente acqua, farina e un po' di spezie e si crea la magia. Semplice pane che poi viene cotto sul fuoco e i bambini escono mangiando un pezzo di piadina croccante. E proprio qui, nel vecchio mulino, dove si macina la farina per fare il pane, troviamo il nostro parroco, il parroco di Peraga, Don Alessandro. Bene, benvenuti alla nostra festa, bentrovati. Che dire, sono giorni belli, ricchi di tante cose, di incontri, di persone. Io sono solito dire che la ricchezza più grande della nostra festa sono i volontari. Qui ci sono centinaia e centinaia di persone che in 3 giorni, a parte i giorni prima della preparazione, si rendono disponibili gratuitamente per incontrare, per preparare, per allestire, per far vivere giornate medievali alle persone che vengono. E uno degli apprezzamenti più belli che ho sentito della festa è stato sentire dire che le persone quando vengono trovano volontari sorridenti e disponibili. E questo è il nostro biglietto da visita più bello che possiamo offrire. 3 giorni che richiama migliaia di persone ogni anno, intitolata in modo diverso. Quest'anno dedicata a cosa? Quest'anno il tema della festa è arti e mestieri, e per cui ho il piacere tra poco di accompagnarti in tutte le botteghe artigiane e in tutte le varie arti che abbiamo ricreato quest'anno. Una cosa importante della festa che volevo sottolineare è che ogni anno cambia. Ogni anno un nuovo tema, nuove strutture, nuovo entusiasmo, e fare sempre cose nuove è un po' il nostro marchio di fabbrica. Una gran fatica, ma di nuovo una grande soddisfazione. Questo, Samuele, è uno dei laboratori più importanti. Certo, perché tutti questi abiti non sarebbero possibili senza il lavoro del sarto, e chi meglio di una buona sarta può raccontarti la vera storia del sarto nel Medioevo. E quanto importante era la sartoria e soprattutto il broccato, il vestito nel Medioevo. Era importantissimo perché attraverso il lavoro del sarto i nobili mostravano quanto avevano potere. Quindi più ricco era l'abito, più ricca era la persona che lo indossava. Quindi si andava con un sacco di decorazioni, bottoni, strascichi, ricami, tanto che i governi imposero delle leggi severissime per la confezione degli abiti, appunto per limitare questa frenesia nel mostrarsi. E qui ci troviamo in un accampamento del 1300, che non erano le case nel Medioevo, era un'altra cosa. Evidentemente no, non sono le abitazioni consuete della gente che si muoveva, ma
sono tende provvisoriamente installate per partecipare a un campo di battaglia. Quindi in questo momento noi siamo sul campo di battaglia di Peraga al tempo del 1319. Perché c'erano questi combattimenti? I combattimenti erano usuali perché ogni città cercava di prevalere sulle altre vicine e quindi si cercava di sopraffare il nemico di quel momento a seconda delle alleanze fra città e città. Per esempio in questo caso è la città di Padova alleata dei Trevigiani contro gli Scaligeri di Verona. Con cosa ci si uccideva a quel tempo? Con cosa si combatteva? Si combatteva con tutto quello che si aveva a disposizione, anche con le mani nude. Dipende dal censo di chi aveva l'arma in mano. Quindi il contadino con la ronca, il cavaliere con la spada. Alle nostre spalle è già pronto il campo di battaglia. Tra un po' si sfideranno chi? Si sfideranno le 4 contrade che prendono il nome dagli episodi storici di questo territorio che è Peraga. In palio c'è l'ambito appunto palio, che è l'effigie del Beato Bonaventura da Peraga, cardinale, che dà il nome a questa festa, a questa rievocazione storica. Ma tanti sono gli appuntamenti che ancora ci aspettano questa sera, col chiaror di luna, molto romantico, molto emozionale, anche domani. Tantissimi, molto suggestiva anche la sera, ne ricordo qualcuno. La cena con i nobili al castello, la battaglia degli armati che ricreano la battaglia del 1319 e poi anche domani continua la festa con la sfilata, la vera e propria rievocazione storica e ancora tanto divertimento alle botteghe degli artigiani, alle taberne e qui in questo bellissimo parco. Grazie di essere venuta e buon proseguimento. Lasciamo Vigonza e il fascino del Medioevo, un'epoca di passaggio tra antichità e modernità. E grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la settimana prossima con il nuovo viaggio di itinerari turistici. Buona serata.